Hola esploratori, stiamo per partire insieme al gruppo GT Paranormal Investigation. È la prima volta per tutti e due che andiamo in questo luogo. Ok, partiamo e vediamo cosa possiamo trovare in questo posto. Noi dobbiamo andare qui. Noi Dobbiamo siamo andare qui. lì, in questo posto, GT Paranormal, in collaborazione con E ED, di Esploratori dell'Impossibile, dell'incredibile. dell'incredibile, perdono. Allora, noi facciamo tutta questa strada, adesso siamo qua. Sì, Dobbiamo brava. fare tutta questa qua a piedi e per arrivare qui a Con le Fumegai. racchette. Quindi andiamo, Quindi ragazzi, vamonos. se gambe in spalla e quindi forza, Forza e coraggio. coraggio. Vamonos. Una cosa meravigliosa, ragazzi, meravigliosa. Questo posto lo hanno trovato i GT Paranormal Investigation Italy e ci hanno invitato a partecipare con loro. Vogliamo premettere che dalle ricerche fatte eravamo tutti convinti che fosse un paesino abbandonato. Sul posto invece abbiamo scoperto che lo ha rilevato un gruppo di ragazzi che un po' alla volta lo stanno mettendo a posto. Ancora non sanno con precisione che farne, cioè se farne un villaggio vacanze, un agriturismo o una comunità per tossicodipendenti. Non hanno avuto nulla da ridire per il fatto che abbiamo ripreso il paesino e le case che ne fanno parte, ma hanno posto la condizione di non riprendere la casa dove vivono e hanno chiesto di non farsi riprendere in volto. Ci hanno lasciate libere di far ascoltare ciò che ha detto uno di loro, quello con cui abbiamo interagito. Andiamo ora con un po' di storia su questo luogo. È un antico borgo montano a circa 542 metri d'altitudine. Sorge nella Val Carazzagno, sopra il lago di Corlo, nella frazione di Ersiè, in provincia di Belluno. Nato probabilmente come alpeggio stagionale, ha sempre vissuto di agricoltura e pastorizia. Questo borgo fu edificato alla fine del 1800 ed è stato abbandonato 2 volte. Il primo abbandono risale ai primi anni del 1900. I più giovani emigrarono in America. All'epoca la vita era molto dura, specie in luoghi non facilmente raggiungibili come è tuttora questo borgo. Nel borgo rimasero solo i più anziani, fin quando non rimase più nessuno. Venne poi riscoperto negli anni 60 da una comunità hippie che ci si stabilì. Ancora ora si trovano le loro tracce come disegni sui muri. Questa comunità rimase nel borgo fino agli anni 70-80, quindi il borgo venne nuovamente abbandonato. Esso è rimasto come lo lasciarono gli hippie. Noi tutti siamo rimasti affascinati da questo luogo, tanto che se non fosse già stato scoperto da questi ragazzi che vogliono portarlo a nuova vita, l'avremmo occupato noi. Se il video vi piace, condividetelo, mettete un mi piace e accendete la campanella. Ci aspettiamo che ci diciate anche cosa ne pensiate nei commenti. Buona visione.
Qua sono qua. Sono fuori. Ciao! Lo tocchi per favore di nuovo? Ci tocchi di nuovo questa strumentazione per piacere? Lo so che ci sei. Ti ho visto. Dai, dove sei? Perché ti sposti? Messo. Questa è la prima casa di Fumagai. Adesso vediamo più avanti cosa troviamo. Qua, l'abbiamo lasciato lì? No, lascialo lì tranquilla. Io ho detto sono qua. Ah, se va? Ok, entra, vediamo cosa...